Ciao Paola, ben ritrovata. Oggi sono qui per chiederti un consiglio su come scegliere il fondotinta migliore per la propria pelle. Allora, ci sono 3 step. Il primo è capire il colore dell'epidermide della persona. La mia è bianchissima, siamo a posto. Sì, me ne sto rendendo conto, assolutamente, tra l'altro bellissimo. Grazie. Ecco, allora il colore sarà uguale al tuo colore di pelle, in maniera tale che non si debba mai vedere stacco tra viso e collo. E questa è una cosa assolutamente fondamentale affinché tutto sia più naturale. Dove lo devo provare per capire? Perché alcuni dicono sulla mano, altri sulla mascella. Dove lo provo? Assolutamente mai sulla mano, ma tra viso e collo, quindi tra la mascella e il collo. È la cosa migliore da farsi, in maniera tale da non incorrere nell'acquisto di un fondotinta assolutamente non adatto alla tua epidermide. E per quanto riguarda la texture? La texture sarà in base al tipo di pelle che una persona ha, quindi tu hai una pelle mista, una pelle che tende a diventare lucida, quindi il tuo prodotto, il tuo fondotinta, il fondotinta adatto alla tua epidermide sarà privo di olio, quindi oil free. E chi invece deve usare un fondotinta con olio? Lo deve usare una persona tipo me, che ha la pelle secca, molto secca, e quindi anche un po' la persona matura, perché io sono una donna matura. Ma comunque molto sgaia. Grazie, questo mi fa molto piacere, ti ringrazio per il complimento. Comunque una texture che non segni le rughe, perché io le rughe non le voglio, Quindi ricapitolando, il fondotinta va scelto in base alla texture, in base al colore della pelle e non bisogna mai provarlo sulla mano.